Ho narrato questa ascensione nei particolari perché finora non ne avevo pubblicato nulla. Non si aveva quindi contezza della via percorsa dai primi salitori. D'altro canto dovevo a Joge e Oetzinger questa menzione. Alle 4 del pomeriggio cominciammo la discesa. Riposammo a Nevea dalle 7 alle 8 e scendemmo a Tarvisio in tempo per essere il lunedì mattina al nostro solito lavoro. Avevamo compiuto l'ascensione da Valbruna a Cave del Predil in 18 ore, da Trieste e viceversa in 2 notti e un giorno. Fu uno dei miei più bei trionfi in montagna. Ho già detto che mi fu dato poi un grande dolore quando quella via fu assicurata. Lo fece la sezione di Villacco, nonostante le proteste dei competenti. È un sentiero arditissimo. Al vero alpinista che passa di lì potrà narrare la passata bellezza di quel mondo di roccia. Nella mia vita non ho riflettuto molto sulla natura dell'alpinismo, né posso dire che abbiano destato il mio interessamento i trattati sulla giustificazione dello sport alpino, sull'alpinismo con o senza guide, le considerazioni filosofiche sull'alpinismo, eccetera. La riuscita, il modo come il povero mortale arriva ai monti immortali immensamente ricchi, eterni, m'è parsa sempre una cosa secondaria. Se mi chiedete come debba essere chi va in montagna, direi veritiero, nobile, modesto. La frase sport alpino m'ha sempre fatto un po' male, mi sa troppo di superficiale. Non si cerchi nel monte un'impalcatura d'arrampicate, si cerchi la sua anima. Il mio alpinismo è radicato nel mio amore per la natura. Quando la mia tendenza alle altezze diventò sempre più irresistibile, mio padre si domandava spesso donde l'avessi. Il principio era in lui. Egli fu il primo a parlare al ragazzo attento della bellezza affascinante dei monti. Lassù, diceva, l'aria è tagliente e pura, e il sole tanto mai luminoso, e l'erba breve e fitta, e i fiori grandi e lucenti, e dal suolo salgano aromi e profumi. Talvolta erano poche parole intorno agli splendori del sole che sorge, alle greggi dell'alpeggio, alla vita dei pastori, ai camosci, ai cacciatori di Frodo, agli incontri avventurosi con l'orso, oppure intorno alla silenziosa solitudine della montagna e alle ampie visioni sul mondo. Quella fu la prima semina. E come germinava quel seme nel mio cuore per crescere e salire verso di voi, belle montagne. Ricordo esattamente il momento in cui udii per la prima volta il nome Alpi Giulia. Avevo domandato al mio istitutore che monti fossero quelli che nelle giornate limpide si vedevano sorgere al di là del mare, ed egli nominò le Alpi Venete e le Giulie. Il mio vago desiderio ebbe così una meta precisa, le Giulie. Non so come, il nome stesso mi parve una promessa. Quando mi apparivano sopra le alture del Carso, nel riverbero luminoso del mare, in ondate di luce e di sole, nella loro calma solennità, così lontane e irraggiungibili, la mia anima le stringeva in un abbraccio con tutta la violenza dei suoi sogni. E come allora, così oggi, siffatte impressioni non si cancellano per mutar di tempi, per le necessità del momento, per le avversità della vita. Per quanti monti io abbia visti, niente uguaglia alle Giulie. I sogni della giovinezza vi hanno creata la patria dell'anima mia.
Se il Tricorno è nelle Alpi Giulie il monte più alto e leggendario, la Scarlatizza il più selvaggio, il Jaoluz il più ardito, il Mangard il più pittoresco, il Monte Solcato il più aristocratico, il Jof Fuart il più radioso, il Canin il più strano e ricco di tinte, il Montasio è il più grande e possente. Da qualunque parte lo si guardi, non si troverà un lato che per via di aggruppamenti lo faccia apparire mediocre o meschino, o gli tolga alcunché della sua imponenza, come spesso avviene per altre montagne. La sua cresta gigante domina sempre nell'alto e quando appare non si ricorre alla carta per identificarlo. E lui, non c'è dubbio, è il Montasio. Visto da nord, dalla Saisera, il Montasio si aderge con pareti spaventevoli. È una visione che soggioga, che bisogna vedere, che nessuna descrizione può ridare. Quante volte mi sono sdraiato sul praticello, davanti alla capanna Saisera, a riposare e sognare, a guardarlo come si guarda il cervino dai pascoli del Breuil. E quale spettacolo quando lo scirocco fasciava le creste di vele nere e trasformava la montagna in un severo trono di nuvole. Specialmente bello lo vedevo quando, dormendo nella Saisera, mi destavo ai suoi piedi. Allora, nel gioco delle luci mattutine, quel colosso assumeva una grandezza di sogno. La torre settentrionale è vicina agli Jof, sicché si indovina soltanto la forcella rossa che si vede invece così bene da Dogna. In genere non si distingue la formazione delle vette, bensì un mondo meraviglioso di pareti e sopra, a un'altezza da farci reclinare il capo, un tozzo dorso d'elefante. Tuttavia non se n'ha un'impressione di pesantezza, v'è sufficiente vita e movimento. A destra scende, oltre la spalla di nord-est, una cresta turrita, come quella d'un drago gigantesco, che dà al Montasio, visto dalle Dolomiti e dai Tauri, appunto quella fantastica forma di drago che molti hanno notata. L'ho battezzata perciò la cresta dei draghi. Prima di conoscere Oetzinger avevo già compiuto su questo gigante, assieme ad Andreas, le risalite dalla Spragna e per la spalla di nord-ovest, ma non ero rimasto veramente soddisfatto di nessuno dei due percorsi. Rimaneva irrisolta una via diretta, da nord, dal versante allora carinziano. Sapevo di doverla scoprire ed ero certo che alla fine l'avrei trovata. Erano anni di inquiete osservazioni, di attenti esami del terreno e di ricerche che mi tenevano sempre in una certa tensione. Non riuscivo a dimenticare il problema che mi ero posto. Oetzinger, molto comprensivo, mi stava sempre a fianco con grande dedizione. I fuochi dei nostri bivacchi, alle pendici settentrionali del Montasio, cominciarono a splendere sempre più frequenti. Sind Sie müde, Herr Doktor? Oh, ein bisschen. Un tentativo dal circo orientale del Montasio in direzione dell'anfiteatro roccioso della parete nord venne respinto dalle eccessive difficoltà che incontrammo. Quanto all'attacco per la serie di camini in direzione della cresta di mezzo, rimase interrotto per il micidiale fuoco di pietre che cadevano lungo il canalone scarlatto sotto la forcella rossa. Rimaneva soltanto la cresta di mezzo. La domenica 24 agosto 1902 fu dedicata a questo progetto. La sera prima eravamo partiti da Trieste, avevamo riposato un'ora nel rifugio Saisera e ci eravamo messi in cammino alle 4 del mattino. Salendo per il vallone Carnico, esaminai ancora la situazione attentamente. Allora compresi l'enorme vantaggio che avremmo avuto se ci fosse riuscito di evitare la deviazione, montando dritti dal triangolo di neve steso al piede occidentale della cresta di mezzo. Il tratto in questione sembrava corto, il nevaio non aveva tracce di pietre cadute.
Il ripido nevaio triangolare era gelato. Ha quasi i caratteri di un ghiacciaio e io l'ho visto talvolta, specie sul finir dell'estate, in condizioni tali da immaginarmelo come il terzo ghiacciaio delle Giulie, se avesse maggiori possibilità di sviluppo. Poco sotto il punto dove il grande canale nord imbocca il vertice del triangolo, fummo fermati da un enorme crepaccio, il cui labbro superiore, un muro di ghiaccio, si incurvava a volta sopra di noi, ma con un po' di prudenza riuscimmo a scendere nella crepa e ad aggrapparci ai lastroni di sinistra. Erano le 7 del mattino. Ja, das ist gut, Doktor. So, gut. I 20 metri di rampicata successivi furono estremamente difficili. Le rocce della cresta di mezzo si inclinano poi maggiormente, vi sporgono mensole coperte di ghiaia e verso la massa centrale del montasio alcune cengette e cornicioni, sui quali cominciamo a portarci verso l'angolo interno. Cercavamo di montare sempre più in alto e salimmo per un terreno rosso e friabile, ma senza eccessive difficoltà, fino al punto dove la cresta di mezzo si stacca, già formata, dalla fronte del bastione. La prima parte, l'accorciatoia, era superata. Finalmente ci rampicammo liberamente lungo il bastione che era stato da tanto tempo in cima ai miei pensieri. Superammo successivamente una serie di gradini e un salto difficilissimo che richiese tutta la nostra energia. Era una di quelle arrampicate in cui non si può dire che ci sia qualche punto facile, perché la grande esposizione impone sempre a ciascuno non poca responsabilità.
Doctor. Jo, jo. Poi entrammo nell'incavo poco profondo di un erto colatoio che ci portò con una svolta a destra e una più acuta a sinistra per delle cencette a una terrazzina ghiaiosa sopra la quale si rizza una parete tanto alta che capimmo subito di essere giunti a un punto difficile e forse decisivo. In quel momento vibrarono nell'aria lievi rintocchi smarriti. Sul monte Lussari suonavano il mezzogiorno. Nell'aspra lotta avevamo perduto la nozione del tempo. Che quadro fu quello dei nostri uomini che si levarono il cappello e volti verso Lussari stettero qualche minuto in devoto silenzio. La pace di Dio si librava solenne sopra quel mondo di pietra che stava in ascolto, umile e pio. Eravamo giunti al posto famigerato che poi fu battezzato Passo Oitzinger. Vie più facili non ce n'era e Oitzinger mosse all'attacco, ma con troppa foga, senza abbandonare il sacco, nonostante le mie esortazioni. Quando si fu inoltrato per la fessura, al punto che per raggiungere la cornice superiore gli sarà mancato ancora 1,5 metri di salita, disse che non poteva procedere perché il sacco lo ostacolava. Gli gridai di scendere, ma stava aggrappato in posizione troppo malsicura e il sacco gli impediva di girarsi quel tanto che era necessario. Temeva di precipitare. Gli dissi rapidamente di buttare giù il sacco. Impossibile, ci vado dietro anch'io. E nella risposta v'era un tono disperato. Vedemmo il pericolo tremendo. Era là, sospeso tra cielo e terra, senza potersi muovere né avanti né indietro. Dal basso era impossibile venirgli in aiuto. Ad ogni costo bisognava arrivare sopra Oitzinger e Jože partì come un gatto. Raggiunse deciso lo spigolo del bastione e scomparve là dietro. Il tempo passava, lungo, eterno, 20 minuti almeno, forse di più, forse mezz'ora. Oitzinger si batteva da valoroso, lo incoraggiavo con qualche parola calma quando udivo scendere un'esclamazione di impazienza o di disperazione. Jože non dava nessun segno di vita, se non che là, un sassolino. Jože era apparso in silenzio sopra noi. Scendeva come scende l'aquila ad ali tese. Aveva fatto un colpo da maestro spettacoloso. Nessuno s'arrampicherà più mai per quelle rocce. Egli si levò la giacca, vi legò rapidamente la sua cintura e ne porse un capo a Oitzinger, il quale ebbe ancora la forza di annodarvi alla meglio la sua fune. Jože la tirò su e poco dopo Oitzinger arrivava spossato sulla cornice superiore. Poi ci buttarono la corda. Io mandai su Bolaffio, poi i sacchi e le picozze e per ultimo montai io stesso. Jože mi accolse dicendomi che le difficoltà erano finite. Era infatti così. Seguimmo la cornice a destra e dopo pochi passi ci trovammo su rocce facili, interrotte da cengette. Un pilastro della bastionata sale proprio lì, dalla gola principale, e in quel punto si inclina un po', non molto a dire il vero, sicché
trovammo ancora punti grandiosi, ma potevamo già montare tutti insieme dove non lo impediva il pericolo di pietre. L'inclinazione va poi aumentando, cenge, ghiaie, vicinissima sullo sfondo del cielo, la cresta est. Poi una corsa fino alla vetta. Poco dopo le 3 del pomeriggio l'avevamo raggiunta, la via nord diretta era trovata e allora, finalmente, fui contento. La via diretta nord è nostra. Fino ad oggi la considero il percorso ideale e penso che rimarrà tale anche in futuro. Per quanto riguarda Oetzinger, credo che nella storia alpinistica delle Giulie questa sia stata la sua impresa più rilevante. Scendiamo dunque dalle Alpi Giulie nel bagliore del tramonto. La via è stata lunga, abbiamo camminato per tutta una vita. Io saluto le grandi vette avvolte nelle nubi, saluto la pace tranquilla delle valli. Il mio cuore è gonfio di gratitudine, ma negli occhi mi lampeggia l'orgoglio. Io so chi sono quassù, so che non morirò su questi monti, in queste valli. Qui e là la mia memoria sarà tramandata da chi mi conobbe, ai figli ed ai nipoti. E quando il ricordo personale sarà spento, quando la tradizione sarà impallidita, il mio nome suonerà ancora tra queste pareti con aria di leggenda. E quando i monti saranno passati in rivista, io sarò al mio posto e vi presenterò, o schiere luminose delle Giulie. Io sarò il vostro alfiere. Ma il mio ringraziamento viene ancora a te, prima del commiato, o Montasio regale. Nessuno capirà mai, nessuno saprà che cosa tu sia stato per me. Tu mi conosci e sai il mio lavoro metodico. No, io non ho giocato con te, tu non sei un monte con cui si possa giocare. E in queste mie descrizioni t'ho ornato troppo poco. Ho parlato di te semplicemente, senza sparger fiori, ma non ne hai bisogno. Sei tanto grande. Sopra tutti gli inni che un mortale possa cantarti, brilla l'aureola della tua possanza, della tua bellezza. Mi vedrai ancora una volta sul tuo vertice? Quando non sarò più, concedi al mio nome un posticino sulla superba fronte settentrionale delle tue pareti e tieni in alto il mio cuore tra i tuoi picchi meravigliosi.